6. Sì, cioè non pensavo che questa serie sarebbe andata avanti neanche fino al terzo giorno. Siamo giorni extra 6, vuol dire che è il sesto weekend che faccio. Da quando ho iniziato il tutto. Piove, tanto per cambiare. E io ho visto che non c'è Santos, ho occupato totalmente il suo letto con la mia roba. Spero che Santos non veda questo video, nel caso non gli dico nulla. Nel caso, ciao Santos! Ho occupato il tuo letto con la mia roba, solamente perché non c'ho voglia di metterla via. Sì, sono pigro. Ok, ok. Forse un po' calda. Sì, è calda. Ora vi narro. Io codesta mattina mi sono svegliato e poi ho pranzato. Ora ho fatto la doccia, infatti se si nota sono ancora bagnato, tutto bagnato, e appena sta gocciolando la barba. Oggi pomeriggio non so cosa fare, sono le 2 di pomeriggio e devo trovare qualcosa da fare, probabilmente esco. Ora vedo che fare, vedrò se registrarvi o meno. A dopo. Devo interrompere il video. Lo vuoi comprare? Un pan di stelle? Purtroppo questa citazione la capiranno in 2 o in 3 al massimo. Però io vi giuro, fino a un secondo fa vedevo quello che... Vabbè. Sono le 4:30. Mi sto annoiando tantissimo, infatti prima che faccia le alghe è meglio che esca. Anche se fuori fa freddo, se sono solo. Sono solo stasera senza di te. No, devo fare qualcosa, altrimenti divento stupido. Più stupido di quanto sei già. Quindi mezz'ora esco, almeno provo. Lo prometto, tra poco esco. E tra poco. Dipende quanto voi intendete per poco. Se per poco intendete un'ora o anche 2, allora sì. Cioè stasera non sto dentro. Cioè un giretto me lo faccio. Sicuro. Pronto a uscire. E si va a mangiare. Dai, idem comparate. Sì, praticamente ogni giorno che passa aumentano i bracciali. Bracciali, sono 2 elastici e un... non so come descriverlo, diciamo che è un bracciale e basta. Tutti regali. Ok, si gira per Vicenza, tutti insieme, che bello. Probabilmente non mi avete sentito, ma secondo me è quasi meglio così. Aspettate un attimo che metto bene il microfono. Ok, ora dovreste sentirmi. Ho smesso di piovere, ho avuto una botta di fortuna. Ok, aspetta un attimo, c'è arrivato, c'è una palla di palle. Subito un attimo, Se arrivo. Ok, adesso ve la faccio vedere. È assurda. Ok. E ora devo viaggiare per venire di Vicenza, piena di gente, inaspettatamente visto che piovigina. E devo vedere che fare. Cambio visuale. Che bella ombra che ho, non si vede più. Però spero veramente che mi sentiate. Cibo. E ora vi spiego perché è un posto molto idee compatate, in quanto è difficile da trovare. Ok, si prosegue. Per Viuzze, su Viuzze. E poi si deve entrare in un punto interno. Che aspetta. Ed eccolo il paradiso.
Boom, mi sa che non sono collegato alle cuffie. Comunque ho mangiato, sono soddisfatto, adesso faccio un giretto e vedrò cosa farmi vedere. Provo a girare nel posto in cui ho stato la scorsa settimana, anzi 2 settimane fa, ero stato principalmente in zona stazione. Di qua non ho la minima idea di dove si vada. E per ora, a parte dei gran bar, non sto vedendo nulla. Ecco cosa c'è dopo il bar. Un bel mucchio di niente. Sinistra? Dritto? O destra? Scegliete. No, non è vero, scelgo io, sinistra. Wow! Ma cos'è questo posto? Non ne ho la minima idea. Però c'è il leone. È Marco. È San Marco. Chiesa? Sono confuso. Sì, è una chiesa, è l'unica cosa che può essere. Avviciniamoci. Sì, ok, è decisamente una chiesa. E se ogni tanto parte il microfono o non mi sentite, è perché ho una cuffietta e basta su. Per evitare più che altro che magari non senta le macchine. Anche perché sapete com'è. Se il jack viene investito non fa più nessuno il giro del jack. E niente, gira che ti rigira, anche se non lo vedete, qua c'è sempre il fiume. Cioè, nel caso mi perdessi, almeno so come tornare all'ostello, seguo il fiume. Cioè, boh, è tutto un fiume sta città. Ah, Cipigna, il parco è chiuso. Quando apre? Sì, forse altri orari, forse un po' tardino. Soprattutto perché alle 5 di pomeriggio chiude. Sì, forse è un po' tardino. Vabbè, se domani non avrò nulla da fare e non sarò pigro come oggi, magari un giretto ce lo faccio anche. Ok, quel posto sembra figo. Potrei andarci una volta. Anche se secondo me è una biblioteca. Potrei andarci una volta. Imparo a leggere. Leggermente rumoroso. Oh mio Dio! Ma è un mulino! Ad acqua, non l'ho mai visto, è la prima volta, giuro! Ok, nel mentre Jack si sta dirigendo verso viuzze strane, sempre più strane. E ammetto che non so bene dove sto andando. Però questo è il piacere della scoperta. Ah, il mio non sapere minimamente dove stavo andando era un semplice stavo girando intorno. Ah, non male. Nuova via, nuova chiesa. E così per dire, vorrei ricordarvi che Vicenza è in Veneto. I più grandi bestemmiatori d'Italia. E sono pieni zeppi di chiese. E niente. Comunque gira che ti rigira. Sono di nuovo qua. Sì, ha delle strade molto ricorsive a Vicenza. Molto molto. Ok, sto ripassando davanti all'ostello e provo a prendere un'altra strada. Rifaccio la strada la scorsa volta verso la stazione. Vediamo se trovo qualcosa di diverso. E gira che ti rigira. Qua ci sono i ponti e i fiumi. E mentre passeggio beatamente sopra un ponte, tanto per cambiare, ho appena visto una cosa strana. Noi di fianco all'ostello abbiamo casualmente un ponte, solamente che l'hanno iniziato a riparare esattamente quando siamo arrivati e non hanno mai visto nessuno lavorarci. Bene, è sabato sera, sono le 9:30 e stanno lavorando. Ah, per la cronaca, sta piovendo, o perlomeno ci sono 2 o 3 gocce. Non ho capito. Sì, girare il centro con la pioggia è molto caratteristico. Adesso torno in ostello perché beccare altra acqua non mi va. Potrei aver sonno, tanto. Oggi pomeriggio dovrei essere arrivato di fare quel che voglio. Quindi mi sa che... No, dormire no, però... un po' di nulla facenza ci potrebbe stare. E oggi il Jack farà il refactoring. No, sto scherzando, non so cosa fare. Dovrò avere qualcosa da fare. E intanto trovarmi anche una pettinatura che abbia un po' più senso che quella che tengo di solito.
Quindi boh, sto anche portando per appiattirli di qua. E di qua, cioè appiattirli, tenerli attaccati al collo. Anziché fare... Perché sì, ok, però anche no. Quindi ora vedo come asciugarli. Ok? Si sente già la natalizia. Ciao. L'asciugatura sta proseguendo bene. Beh dai, non sono ancora partiti per la tangente. Quindi finché non partono, va benissimo. Boh, io direi che anche da asciutti... Cioè, non sembra più troppo un pagliaccio. Sembra anche una persona seria. Comunque... Sto facendo i letti. Sì. Potete dire quello che volete, ma mi è veramente venuto un ottimo lavoro. Sì, sì, è perfetto. Ciao, e stasera ho già cenato, non vi ho fatto vedere nulla, ma fidatevi non avete perso niente. La giornata di oggi non ho registrato praticamente nulla, anche perché registrare una persona che sta tutto il tempo così, vi mostro, così, tutto il giorno. Oppure così, o anche così. L'avreste voluta vedere? No, io no, quindi... Ciao. Mi sa che sono stato qua, io giuro, sto impazzendo. Non ho fatto nulla oggi, nulla. Mi sa che mi prendo la melatonina, così mi addormento veloce e poi vado a dormire. Buonanotte.